Indagini sulla vicina di casa per l'omicidio dell'87 di via Vespucci, sconcerto fra i vicini. La crisi fa fuggire il 15% degli extracomunitari dall'Italia, i dati sono della Fondazione Leone Moressa della CGA di Mestre. All'insegna dei colori della musica e del teatro, il secondo fine settimana del Carnevale di Venezia, protagonisti concerti di reggae, salsa e dance. Ben ritrovati dalla redazione del TG di Televenezia. Costernazione, sorpresa, incredulità sono molti i sentimenti che stanno vivendo i residenti di via Vespucci. Appresa la notizia che ad assassinare Lidia Apamio il 20 dicembre potrebbe essere stata una vicina di casa. Massimo riservo degli inquirenti che però hanno dovuto inviare l'avviso di garanzia alla sospettata per indagare su di lei. Sentiamo. Sconcerto in via Vespucci a Mestre per la svolta che stanno prendendo le indagini sull'omicidio di Lidia Taffi Pamio, l'87enne massacrata il 20 dicembre scorso. La Procura di Venezia ha iscritto nel registro degli indagati la vicina di casa. È stata costretta per poter sequestrare le pantofole della donna, sulle quali potrebbero esserci tracce del sangue della signora Lidia. L'anziana è stata prima riempita di pugni, poi soffocata con della carta in bocca, quindi strangolata con un cavo elettrico, infine colpita 10 volte con 4 coltelli che si sono spezzati per la furia usata dall'assassino. Una forza brutale che inizialmente aveva fatto pensare agli uomini della squadra mobile ad un uomo. Poi l'assenza di sangue sulle scale, quando invece ce n'era molto in casa, ha fatto balenare il sospetto che l'omicida non avesse mai abbandonato l'edificio e si fosse infilato in un appartamento vicino. Una circostanza che fa entrare in ballo anche una possibile mano femminile. Nel quartiere i vicini hanno scelto di trincerarsi nel silenzio. Il terribile sospetto ricorda la devastante vicenda di Erba in cui Rosa e Olindo, lei una tranquilla domestica, lui un tranquillo netturbino, si sono trasformati in due furiosi assassini. E ci sono invece buone notizie per gli 80 dipendenti del complesso alberghiero dell'isola di San Clemente. Ci sono trattative per la vendita delle strutture ad un gruppo di nazionalità turca. Sentiamo. I turchi arrivano in laguna e sbarcano a San Clemente. È un fondo turco di investitori, indiscrezione questa pubblicata da Milano Finanza, che ha lanciato sul piatto una cifra che sfiora i 100 milioni di euro per rilevare e rilanciare il lussuoso Palace Hotel, chiuso ormai dallo scorso 30 novembre. Si apre dunque una speranza per l'80 di lavoratori che da 2 mesi sono in cassa integrazione, a casa senza lavoro dopo il crack finanziario che ha investito la società proprietaria. I 2 responsabili della GAV, Grandi Alberghi Veneziani, sono accusati di bancarotta fraudolenta. La cassa integrazione per gli 80 lavoratori è stata prolungata, sotto decisione del commercialista mestrino Danilo Capone, che ha curato l'azione fallimentare, fino a marzo, e questo non appare casuale. I futuri proprietari del fondo asiatico, che avevano inizialmente offerto 81 milioni di euro per la proprietà e la gestione dell'hotel, vogliono concludere a breve la trattativa, che si è arricchita di bonus e migliorie fino ad aumentare il suo valore. La volontà è quella di far ripartire l'attività e aprire ai clienti entro Pasqua o al massimo prima dell'inaugurazione della Biennale, così da non perdere la stagione 2013 e affidare la gestione alla compagnia tedesca Kempinski, nota a livello internazionale per la gestione di grandi hotel di lusso. La condizione sine qua non fissata dal curatore fallimentare Capone nella trattativa è l'assunzione dei numerosi lavoratori rimasti disoccupati che chiedono di mantenere il posto di lavoro ed ora tutto sembra in via di conclusione. Per il Palace, perla dell'ospitalità di lusso della laguna veneziana, con 200 stanze, 3 suite, un eliporto e un personale che arriva in alta stagione a 150 lavoratori, si prospetta dunque uno spiraglio di luce e, nonostante la crisi che ha investito il mercato immobiliare, si prepara a riaprire i battenti e a ridare impiego ai suoi lavoratori. Testimonianza di come Venezia continui a rappresentare un banco di investimento per italiani e stranieri. Ed è stato accolto con soddisfazione dai veneziani l'annuncio che il ragazzo con la rana, la scultura che troneggia da 4 anni sulla punta della dogana, sarà rimossa il 18 marzo e tornerà il lampione che ha fatto da sfondo romantico a tante storie d'amore nate in laguna. Soddisfazione dei veneziani anche sul web per l'annunciata rimozione del ragazzo con la rana, la scultura di Charles Ray in bella vista sulla punta della dogana e che stava diventando, malgrado il disappunto dei veneziani, il simbolo della città. È una delle prime immagini che si rivela a chi arriva dal mare, uno sfregio per i veneziani. Un'opera d'arte contemporanea non può essere la bandiera di una città con una storia millenaria, hanno detto. Meglio il lampione in ghisa che c'era prima e ne sarà ricollocato uno uguale a
partire dal 18 marzo. L'annuncio è stato dato dal direttore generale del Comune di Venezia, Marco Agostini. Una decisione già presa un anno fa, ha detto, ma dovevamo rispondere all'ultima provocazione, quella di Franco Miracco, consigliere del Ministero dei Beni Culturali, che chiedeva perché ad un anno di distanza non fosse ancora stata rimossa la scultura. Va detto che il miliardario François Pinault l'aveva usata come richiamo della mostra inaugurale della Dogana e dei magazzini del Sale nel 2009, dopo il restauro dell'Archistarta da Oando, e aveva assicurato che sarebbe stata tolta con la chiusura della rassegna, cosa che non è avvenuta. La rana ha continuato a rimanere il primo punto visibile del sestiere di Dorsoduro e di rane in laguna non ce ne sono. Ridicola per molti. Una bandiera del magnate in laguna per la fondazione, che orgogliosa sopporta anche le spese di sorveglianza diurna e notturna e di copertura con un vetro blindato ogni notte. Ed ora l'economia. La crisi ha indotto molti extracomunitari a lasciare l'Italia, almeno il 15% secondo una ricerca della Fondazione Leone Moressa della CGIA di Mestre. Gli stranieri scappano dall'Italia. Nel 2011 le cancellazioni all'anagrafe sono aumentate del 15%. Questo il dato riscontrato dagli studi effettuati dal centro di ricerca Fondazione Leone Moressa, istituto nato dall'Associazione Artigiani e Piccole Imprese di Mestre CGIA. Causa la crisi economica che ha investito l'Italia, la disoccupazione in aumento e la difficoltà ad ottenere un lavoro stabile, gli ultimi anni hanno riscontrato una nuova tendenza. Diminuiscono le iscrizioni all'anagrafe e aumentano le cancellazioni. Sono oltre 32.000 gli stranieri che se ne vanno, chi per tornare al paese natale, chi per cercare fortuna altrove, con la curiosa eccezione dei bengalesi, che hanno di poco aumentato l'arrivo in Italia. I primi a scappare dai lidi italiani sono gli europei. I rumeni detengono il primato, oltre 19.000 in soli 3 anni, dal 2008 al 2011, con lo scopo di tornare nei propri paesi in via di sviluppo o spostarsi verso il resto d'Europa. Seguono gli asiatici, cinesi ed indiani con il 17% e chiudono la lista gli africani, tra i quali il 12% preferisce mettersi alla ricerca di nuove mete in cui emigrare, infine i brasiliani. I circa 4 milioni e mezzo di residenti stranieri in Italia, dichiarati a inizio 2011, sono dunque destinati a diminuire. Ad incidere sulla fuga l'aumento dei costi della vita, legato ad uno stipendio medio dichiarato dagli immigrati che si aggira sui 980 euro e un tasso di disoccupazione che sfiora il 12%. Dato che più della metà non riesce a sostenere le spese, in molti decidono di fare fagotto e spostarsi in altri stati. Ed ora ci fermiamo per qualche istante di pubblicità, ma restate con noi per i prossimi aggiornamenti. Festeggiamo i 100 punti vendita! Ali e Alite festeggiano i 100 punti vendita con il grande concorso Vinci e Parti. In palio 100 splendide crociere MSC per 2 persone nelle isole greche e oltre 655.000 euro in buoni spesa da 5,25 euro. Una linea lì per Vinci e Parti in crociera fino al 20 febbraio. I carabinieri di Chioggia durante un servizio di controllo hanno scoperto 15 persone all'interno di un mezzo automobilistico, tutte in stato di ebbrezza. Per 7 di loro, oltre al ritiro della patente, è scattata anche la denuncia. Sono comunque diminuiti negli ultimi 12 anni i morti sulle strade per incidenti nel Veneto, anche grazie a questi controlli. Lo dicono i dati pubblicati dall'ACI e riguardanti il Triveneto. Renato Chisso, assessore regionale alla mobilità, ha commentato il numero rilevando che la sicurezza sulle strade è aumentata grazie agli investimenti per nuove infrastrutture. Ed ora uno sguardo all'area metropolitana. Iniziamo dalle strade della provincia di Venezia. Scaltenigo chiede al comune di Mirano strade più sicure. Da 20 anni i cittadini aspettano una pista ciclabile che colleghi la frazione al capoluogo. Altri problemi sono la scarsa illuminazione e gli attraversamenti pedonali mal segnalati. A primavera arriverà un rilevatore di velocità. I residenti propongono di posizionarlo in via Ballò. Treviso caccia gli artisti di strada, off limits non solo Piazza dei Signori ma anche Piazzetta Monte di Pietà. Per ordine della Giunta Gobbo, musicisti, giocolieri e madonnari dovranno spostarsi in altre zone, ad esempio in Piazza Carducci o ai Giardini Sant'Andrea. Vietati anche gli strumenti a percussione e le esibizioni in occasione di cerimonie. A Treviso, insomma, è vietato manifestare allegria.
Continua l'operazione trasparenza dei vigili padovani, che dimostrano così di non voler far cassa con le multe, ma di avere a cuore la sicurezza degli automobilisti. Dal 4 al 9 febbraio il telelaser sarà attivo in via Sacro Cuore, Marsinel, Maroncelli, Sette Martiri, Corso Kennedy, Lungargine Rovetta e viale Regione Veneto. Altri controlli sono previsti in zona stazione. Restiamo in studio con alcuni aggiornamenti sempre dalla provincia. A Padova sono state emesse 5 ordinanze di custodia cautelare nei confronti di 5 ghanesi che il 7 gennaio scorso hanno organizzato una protesta e ferito gravemente al piede un poliziotto. I manifestanti sono profughi ospitati, 230 nel Padovano, di cui 90 dalla Casa a Colori, e quel giorno hanno manifestato perché gli operatori della Casa a Colori non hanno esaudito le loro richieste. Mentre a Treviso, blitz della Guardia di Finanza della Tenenza di Oderzo in un cantiere edile. Sono stati individuati 24 lavoratori assunti regolarmente, di cui 4 in nero. Grazie all'utilizzo di manodopera irregolare, hanno spiegato le Fiamme Gialle, l'azienda ha potuto accaparrarsi importanti appalti su tutto il territorio nazionale. E voltiamo pagina, il Carnevale entra nel vivo con feste a tema, concerti e spettacoli non solo in centro storico ma anche a Mestre e Marghera. Vediamo gli appuntamenti più sfiziosi. Fine settimana multicolor ricchissimo di eventi carnevaleschi. Sabato pomeriggio in Campo Santo Stefano a Venezia, spettacolo di strada con artisti uruguaiani e argentini. In pescheria a Rialto, musica reggae dalle 19 in poi e in marittima notte drum and bass. Per chi ama il glamour, imperdibile l'evento in programma a Capsula, il nuovo salotto mondano nel giardino del Casinò a Cavendram in Calergi. Sabato sera ospiterà una festa all'insegna del travestimento. Altra festa a tema sarà quella gangster al Teatro San Gallo. E se a Venezia ci si diverte, Mestre non è da meno. L'appuntamento è per tutti a partire dalle 11 alla pista di pattinaggio sul ghiaccio in Piazza Ferretto. Sabato pomeriggio in via Palazzo arriverà un autobus londinese a 2 piani che porterà a spasso con una banda di comici, e alle 19 la piazza sarà invasa dalla salsa in dialetto veneziano dei travolgenti Battisto Coco, storica band di super musicisti, e ancora mostra di pittura sul tema del carnevale in Piazzale Municipio a Marghera e poi festa texana in patronato. Ed ora il nostro consueto appuntamento con lo zoom del Gazzettino, in cui vediamo le notizie più importanti della settimana. Siamo come sempre il venerdì negli studi di Radio Venezia, accanto a me c'è Tiziano Graziottin. Ben ritrovati. Allora, le notizie della settimana. Beh, insomma, il Gazzettino ha dato molto spazio ad una vicenda molto brutta accaduta nel mondo dello sport a Gruaro. Sì, una vicenda brutta perché si trattava di un epiteto razzista con cui un calciatore del Gruaro, questa società di eccellenza, ha offeso un compagno di squadra. E quindi c'è stato il provvedimento del giudice sportivo con una sanzione molto dura perché l'arbitro ha sentito questa offesa, però c'è stato anche, ci è sembrato giusto sottolinearlo, questa presa di posizione molto forte della società che ha, diciamo, sospeso a tempo indeterminato il suo giocatore, proprio per lanciare un segnale preciso che il razzismo di ogni tipo deve essere messo al bando nello sport, e a maggior ragione in campo e a maggior ragione tra compagni di squadra. E quindi insomma ci sembrava giusto dare un segnale, ricordando anche tutte le polemiche che ci sono state, ad esempio insomma per la vicenda dei fischi, degli insulti a Boateng, il giocatore del Milan, a Busto Arsizio, e questa vicenda, diciamo, di carattere locale era la maniera giusta per riparlare del problema. Devo dire che i cori razzisti si continuano, nonostante tutto, nonostante le polemiche, si continuano a vedere negli stadi, quindi ben vengano, no, questi atteggiamenti. Tra l'altro poi in questo caso addirittura all'interno della stessa squadra, quindi anche il buonsenso della società è stato quello di dire non vogliamo che si creino screzi tra loro, no? Certo, sì, no, ma al di là dell'episodio che è stato bruttissimo, la reazione della società è stata, ripeto, encomiabile e ammirevole.
come è anche da sottolineare che anche il ragazzo offeso, che è un giocatore del Camerun, ha dimostrato grande intelligenza dicendo sì, ha fatto una cosa bruttissima, però se chiede scusa sarò io stesso a chiedere alla società che venga reintegrato. Senti, altra notizia, si è scoperto, se ancora non se ne aveva la certezza, che l''ndrangheta continua ad insistere nel Veneto e nel veneziano soprattutto. Sì, se un osservatore attento come Gianfranco Bettin, sociologo nonché assessore del Comune di Venezia, dice attenzione perché qua più che infiltrazione è una colonizzazione, insomma dobbiamo veramente preoccuparsi. In questo caso la situazione è per l'appunto preoccupante, perché si trattava di un giro internazionale di cocaina e hashish gestito dall''ndrangheta direttamente, però con degli addentellati, con un braccio operativo formato da ex esponenti, insomma, della Mala del Brenta, o quantomeno da persone che escono a pieno titolo da quell'ambiente, e quindi insomma una conferma che l''ndrangheta non è qualcosa di cui sentiamo parlare alla televisione in chiave nazionale, ma è un fatto anche drammaticamente e molto pericolosamente locale. Ecco, va detto che non va sottovalutata la criminalità veneta, perché pare che gestissero le cose alla pari e che ci fosse un po' di timore anche da parte dei calabresi nei confronti dei nostri veneti. Quindi voglio dire, sì, colonizzazione, però anche la nostra criminalità va tenuta sotto controllo. Beh, diciamo che anche all'epoca anche Maniero trattava da pari a pari, no, con i mafiosi del sud, quindi purtroppo siamo in quel solco e non è una cosa che ci fa onore, anzi ci preoccupa ulteriormente. Senti, altra notizia, anche questa non bella, è stato trovato un bordello un po' particolare in Corso del Popolo. Sì, nel senso che oltre alle classiche ragazze che si prostituivano c'erano anche dei trans, ed è un segno dei tempi che anche per quanto riguarda il mercato del sesso a pagamento c'è una evoluzione per cui i gestori di questo mercato offrono, oltre appunto alle ragazze, anche dei transessuali. Ovviamente la situazione è tristissima sia in un caso che nell'altro, e diciamo l'altro aspetto che ha lasciato un po' sconcertati è che questo bordello trovato in Corso del Popolo, quindi in pieno centro a Mestre, fosse gestito da una giovane mamma di 28 anni con 2 bambini piccoli, e di qui la decisione della procura di non spedirla in carcere ma di lasciarla agli arresti domiciliari. Riguardo ai gusti che cambiano, devo dire che ci sono i corsi e i ricorsi della storia, perché Venezia è famosa perché nel Settecento ha dovuto prendere provvedimenti perché stava diffondendosi l'omosessualità, ed erano le stesse prostitute che sono andate dal patriarca, no, a chiedere provvedimenti perché il loro mercato rischiava di crollare. Certo, è un episodio famoso, no? All'epoca erano in sorte, e quindi probabilmente hai ragione tu. Poi Venezia, tra l'altro, nel Settecento, come dire, era forse la Los Angeles, no? dell'epoca, nel senso, per attività eccetera, quindi ci stava anche questa situazione. Benissimo, grazie Tiziano per essere stato con noi, grazie a tutti voi per averci seguito, ci rivediamo venerdì prossimo. Dopo una fase perturbata, pressione in rialzo con giornate abbastanza stabili e soleggiate. Sabato 2 febbraio, cielo molto nuvoloso con precipitazioni sparse ma di debole o moderata entità per quasi tutto il giorno. Vento sulla costa, minime in aumento, massime stazionarie, mare molto mosso. Domenica 3 febbraio. Cielo da coperto a sereno con ottima visibilità, ventilazione in calo, minime in discesa, massime in aumento, mare da agitato a molto mosso. Lunedì 4 febbraio, soleggiato salvo il transito di nubi alte, temperature in diminuzione comprese fra -1 e 8 gradi, gelate notturne. Martedì 5 febbraio, cielo da nuvoloso a molto nuvoloso o coperto ma non piove, gelate al mattino, minime in rialzo. La marea di sabato 2 febbraio è sostenuta, la massima alle 2,15 1 metro, la minima alle 9,40 centimetri.
Domani ci sarà l'ultimo saluto a Giulia Salviato, avverrà alle 10 nella parrocchiale del Sacro Cuore di Gesù in via Aleardi. L'addio a Giulia sarà dato sulle note struggenti dei canti gospel che saranno cantati dai suoi gruppi Joyful Gospel Group e il Venice Gospel Ensemble. A Giulia abbiamo dedicato la nostra controcopertina, la ricorderemo sempre per la sua passione, grinta, voglia di lottare, di creare, che ha mostrato collaborando con Televenezia e la redazione del TG per un anno della sua breve, ahimè, vita. Con queste immagini noi vi salutiamo e vi diamo appuntamento alle edizioni delle 6:30, 7:30 e per l'informazione serale 19, 20:30 e 23. Arrivederci dalla redazione del TG di Televenezia. Canzone per un'amica, i nostri amici persi, con un PS, siete sempre con noi. Lunga dritta correva la strada, l'auto veloce correva, la dolce estate era già cominciata, vicino a lui sorrideva. Forte la mano teneva il volante, forte il motore cantava, non lo sapevi che c'era la morte quel giorno che ti aspettava. Non lo sapevi che c'era la morte quando si è giovani e strano poter pensare che la nostra sorte venga e ci prenda per mano. Non lo sapevi, ma cosa hai pensato quando la strada è impazzita, quando la macchina uscita di lato e sopra un'altra è finita. Non lo sapevi, ma cosa hai sentito quando lo schianto ti ha uccisa, quando anche il cielo di sopra è crollato, quando la vita è fuggita. Dopo il silenzio soltanto è regnato tra le lamiere contorte, sull'autostrada cercavi la vita ma ti ha incontrato la morte. Vorrei sapere a che cosa è servito vivere, amare, soffrire, spendere tutti i tuoi giorni passati se presto hai dovuto morire. Voglio però ricordarti com'eri, pensare che ancora vivi. Voglio pensare che ancora mi ascolti, che come allora sorridi. Voglio però ricordarti com'eri, pensare
che ancora vivi, voglio pensare che ancora mi ascolti, che come allora sorridi.